Fabbri e oggi ti porto sullo Stelvio. Siamo partiti stamattina alle 9 da Varena, campo base, e come ti dicevo la prima tappa di oggi sarà il passo dello Stelvio. Piove, ma questo non ci scoraggia. È un po' una scommessa perché arrivare a quasi 2800 metri sul livello del mare non sarà cosa semplice. Prendiamo la strada statale 620 per Bolzano e poi la strada statale 38 che ci porterà fino in cima. Eccoci sulla SS38, strada ricca di tornanti, molto stretti e con pendenze esagerate. Il mio Road King con i suoi 4 quintali potrebbe risultare particolarmente impegnativo, ma io sono molto confidente. Vediamolo in positivo, con la pioggia la cavalcata sarà ancora più romantica. Mano sinistra sempre sulla frizione e mano destra molto delicata per evitare che la coppia del bicilindrico di Milwaukee crei problemi di aderenza. Le gomme Avon Cobra Chrome si comportano abbastanza bene, hanno un'ottima aderenza e i freni Brembo sono ineccepibili. Dai, va bene così, molta attenzione e tanto divertimento. Ti do giusto un'informazione di servizio. Il passo dello Stelvio è il valico automobilistico più alto d'Italia, secondo solo al Col de l'Isère in ambito europeo. I suoi tornanti stretti e le sue pendenze, che arrivano fino al 12%, sono la gioia e il dolore di molti motociclisti. Ma il piacere che regala il passo dello Stelvio è smisurato. Oggi la pioggia complica un po' le cose. Non riusciamo ad ammirare appieno il paesaggio che normalmente è da urlo. Adesso goditi questa cavalcata e come sempre ti chiedo di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per essere sempre avvisato sui nuovi video.